Maltempo, c'è preoccupazione per i prossimi giorni tra gli agricoltori nel Veneto, è ancora in corso la conta dei danni per la grandine di lunedì e si attendono fenomeni di media-alta intensità con raffiche di vento e accumuli di pioggia fino a 80-90 mm sul Triveneto. Per domani, giovedì 14 maggio in particolare, è stata diramata l'allerta gialla per rischio idrogeologico in 7 bacini scolanti della regione, tra cui il Veneto orientale e il bacino scolante in Laguna. Già dalla mattinata si prevedono forti rovesci locali grandinate. Il limite delle nevicate è fissato intorno ai 1500-1800 metri e a tratti anche più basso, specie sui rilievi delle Dolomiti. Le aree che richiedono particolare attenzione sono il Basso Veronese, la provincia di Padova, la parte meridionale della provincia di Venezia e la provincia di Rovigo, territori che potrebbero essere interessati dai fenomeni più significativi. Secondo le previsioni elaborate dai meteorologi di ARPAV, i fenomeni intensi di maltempo dureranno fino a sabato. La Regione raccomanda ai cittadini la massima prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle attività all'aperto durante i fenomeni temporaleschi.